sua 20ª edizione. E allora abbiamo provato a riscaldarci un po' cercando di raccontare questo viaggio che faremo in giro per il mondo, raccontando la cultura e la tradizione grazie al gruppo San Biagio di Vilasor, che quest'anno, ricordiamo, compie la sua 20ª edizione per Momenti di Folklore. Vieni Stefano, facciamo un grande applauso al presidente del gruppo folcloristico San Biagio, Stefano Podiga. Allora, abbiamo il microfono, sì, ce l'abbiamo un microfono. Oh, su questo siamo, ecco, guarda, tanto Germano e i ragazzi sono super preparati. Allora, Stefano, questa sera faremo un giro per il mondo. Un giro per il mondo dove vogliamo raccontare storia, cultura, tradizione, danza. Ci siamo? Sì, c'è. Eccolo qua. Stefano Podighe. Buonasera. Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui, perché senza di voi noi non facciamo niente, nel senso che non ha senso fare festa se non c'è un pubblico che ci ascolta, che ci guarda e che ci critica anche, per carità, ci mancherebbe. Oltretutto devo dire la verità, Stefano, che sono rimasta colpita, piacevolmente colpita. Ho chiesto al pubblico, mentre provavo il microfono, se arrivavano solo da Vilasor, ma effettivamente arrivano anche dai paesi limitrofi, quindi è un appuntamento il vostro importante, una ricorrenza che accoglie un po' tutti i paesi del Campidano e non solo, anche perché ricordiamoci che questa sera poi racconteremo un po' rappresentanza di paesi che arrivano un po' dal giro per il mondo. Dalla Sardegna partiamo proprio dal nord per arrivare proprio al sud, un po' cerchiamo di abbracciare quelle che sono la cultura e le tradizioni. Appunto, Vieni più qua per la cassa. Abbracciare un pochettino le tradizioni di tutta la Sardegna. Di tutta la Ovviamente, Sardegna. Non tutta, perché Sarebbe impossibile, però almeno far vedere quelli che sono i costumi, gli usi, i balli di tutti gli altri paesi. Di tutti gli altri paesi. Oltretutto, questo possiamo dirlo, Stefano, voi avete una grande collaborazione con un altro gruppo, che è il gruppo di... Prego. Sì, il gruppo Sumasu, che senza di loro non riusciremo a farlo, perché sono loro che portano i gruppi, che li ospitano. Dov'è il gruppo Sumasu? Eccoli qua. Un applauso al gruppo Sumasu, meritato, perché fanno un lavoro. Gruppo Sumasu che oltretutto quest'anno compie 50 anni. Infatti, tanti auguri al gruppo Sumasu, a farne altri 50 almeno. Ricordiamo, ne approfittiamo, che domani sera saranno proprio loro a Elmas a ospitare gli stessi gruppi stranieri che vedremo questa sera. Quindi tra di voi c'è una grande collaborazione, assolutamente sì, che vi permette di ospitare i gruppi che poi loro accolgono, coccolano in tutti i modi, cioè loro li portano qua e poi voi insomma li facciamo esibire, li fate esibire anche a Vilasor. Poi oltre il gruppo Sumasu, io ringrazio la Proloco, perché ci dà un aiuto grandissimo, perché senza noi, cioè siamo pochi noi, sono pochi loro, e ci diamo una mano a vicenda. Ecco, quindi vogliamo ringraziare non solo la Proloco, ma anche la Regione Sardegna per il suo patrocinio. Ringraziamo ancora naturalmente l'amministrazione comunale. Il primo cittadino non può essere qui con noi questa sera, ma in sua rappresentanza so che abbiamo l'assessore Stefania Valdes. Stefania Valdes, che la chiamiamo sul Eccola palco. qua. Salve. Prego, venga pure. Guardi, ci hanno messo anche la X. Buonasera a tutti, io sono qui in rappresentanza appunto del primo cittadino Massimo Pinna, porto i suoi saluti, porto anche il più caloroso benvenuto a tutti i gruppi presenti che vengono da tanto lontano, gli organizzatori e tutto il pubblico presente. Che dire, è una serata davvero speciale per testimoniare proprio l'importanza di questa manifestazione, è arrivata appunto al 20° anniversario. Sicuramente c'è tanto lavoro dietro, tanta dedizione, tanta passione. Ecco, a nome del sindaco Massimo Pinna e dell'amministrazione comunale vi faccio
vi porto proprio i ringraziamenti di cuore per tutto il lavoro e la passione che ci mettete appunto a portare avanti questo progetto, che ormai si ripete ogni anno, di anno in anno, e trasforma questo palco in un palcoscenico proprio globale. Protagonisti gruppi che appunto disegnano tanta emozione, portano musica, arte e cultura. Davvero tanti complimenti e auguri per tutto quanto. Inoltre ringrazio anche la Proloco e tutti i partner appunto che hanno permesso l'organizzazione, appunto la definizione di questo evento, e faccio nuovamente i saluti a tutti e che questa serata sia un inno di pace, di amicizia tra i popoli e la ricchezza appunto di una conoscenza condivisa. Davvero tanti auguri di nuovo e buona serata a tutti. Grazie Assessore per le bellissime parole, grazie a lei. Allora Stefano, un ringraziamento me l'hanno chiesto che lo certo, devo fare perché dice te ne dimentichi sempre. Devo ringraziare il gruppo folk perché senza tutto il gruppo non si potrebbe fare tutto questo. Non posso ringraziarli uno a uno perché sono siete tanti, tantissimi, siete più di 60 come soci. Sì, ringrazio il più giovane e il più anziano. Perfetto. Il più anziano è Giuseppe, il più giovane è Andrea. Perciò un grazie. Giuseppe che oltretutto si deve esibire. No, è Giuseppe, troppo. È un altro Giuseppe. È un altro Giuseppe che è seduto tranquillamente lì. Allora, signor Giuseppe che non si esibisce più? No, però c'è sempre. Ma lei c'è dall'inizio, da quando è stato fondato il gruppo? Cioè lei c'è da 47 anni? Complimenti, facciamo un applauso al signor Giuseppe. Applauso a Giuseppe. Allora Stefano, prima di dare il via a questo viaggio culturale, anche perché diciamocela tutta, effettivamente il linguaggio internazionale qual è? Il ballo, la musica, il canto. Ecco, questo è il modo giusto per unire tutti i popoli del mondo. E allora, so che voi come gruppo volete omaggiare gli ospiti di questa sera e lo volete fare con un piccolo presente. Un piccolo presente, oltretutto che è stato dato dai nostri sponsor, perciò sì. Ringraziamo Birre Sorris che ci ha offerto le confezioni di birra e la pasticceria Antiche Bontà che ci ha dato i dolcetti per ciascuno. Perfetto. Perciò dietro sono pronti. Se sono pronti, i valletti mi portano i dolci. Per i dolci. E allora, ancora io ne approfitto e volevo ringraziare anche l'Unione Folcloristica Italiana e l'Unione Folcloristica Sarda. Oltretutto ho scoperto, io personalmente non sapevo, che dell'Unione Folcloristica Italiana il presidente è un sardo, Mimo Meloni, che vi manda i saluti, non è potuto essere qui oggi, ma facciamo un ringraziamento, un applauso, un saluto anche all'Unione Folcloristica Italiana e Sarda, che sono sempre presenti. Eccoli qua, allora, chi darà i doni? Forse o il più giovane. Abbiamo nominato il più giovane, non c'è? Eccolo qua. Il più giovane. Che poi racconteremo la storia del gruppo San Biagio. E io voglio raccontare quello che loro fanno puntualmente nelle scuole. Dopo racconteremo. Eccoli qua. Ciao! Vieni che tu sei veramente carino. Eccoci qua. Allora Stefano, hai tu il microfono? Ma scusami, lui è il più piccino? Come si chiama? Come ti chiami? Andrea. A parte Andrea che hai un nome bellissimo e poi, guarda, sei bellissimo, ma tu balli? Sì, Ma quanti anni hai? ne devo compiere 9 ad agosto, 9 ad agosto. E da quanto tempo balli? da 3 anni circa. Da 3 anni circa. Ti piace ballare? Sì, E qual è il tuo passo forte? su basso campinalese. E allora non vediamo l'ora di vederti esibire. Ma oggi lo vedremo esibirsi. Allora, prego, potete omaggiare i gruppi. Allora, ricordiamo, poi conosceremo tutti i gruppi
partecipanti, ma ricordiamo che c'è il gruppo folcloristico San Giorgio da Usini e ancora la tradizione e il folklore degli Serbariu, il gruppo è Santa Giuliana, e poi ci saranno i Fantafolk che stavano provando proprio prima che iniziassimo. Racconteremo la loro storia. Loro sono due ragazzi pazzeschi, ragazzi, sono giovanotti. Poi naturalmente insieme a loro non possiamo far altro che ringraziare anche i gruppi provenienti dalla Macedonia del Nord, la Polonia e la Slovacchia. Eccoli qua, questi sono i gruppi che vedremo esibirsi questa sera. Ok, prego. Allora facciamo loro un grande applauso. Ci salutano, si vanno a preparare. E allora, per dare il via a questa serata non potevano non iniziare proprio loro, i padroni di casa. Come vi dicevo prima, racconteremo un po' la loro storia nel corso della serata, anche perché 47 anni di storia sono tanti, ma cercheremo di raccontare quelle che sono state le tappe più importanti del gruppo San Biagio. Vi lascio con loro due balli. Riscaldiamoci, iniziamoci a divertire proprio con loro, perché direttamente da Villa Sor il gruppo San Biagio con Sa Danza e Sincungia.
Anche tu Stefano, un saluto, un ricordo. Io sono rimasta piacevolmente colpita perché ho scoperto che Matteo ha preso la grande eredità del grande maestro di ballo Franco Mereu, che ricorderei con immenso affetto. Matteo è giovanissimo, ha soli 27 anni. Lui ha iniziato piccolissimo a ballare nel gruppo e poi a 19 anni ha preso l'eredità del grande maestro Franco. Anna, tu e Franco avete dato vita insieme a tanti di loro come Giuseppe che è dietro, Mirella, al gruppo 47 anni fa di attività del gruppo. Noi oggi siamo qui anche per celebrare la vostra storia. Grazie, grazie a voi. Ringraziamento al fisarmonicista Diego Sedda. Naturalmente ringraziamo Diego Sedda, il nostro fisarmonicista. Dove ce l'abbiamo il microfono? L'abbiamo riperso. Grazie Diego Sedda. Gruppo San Biagio. Stefano, ci vediamo dopo? Tanto tu sei dietro le quinte. Perfetto. E allora, penso che loro inizieranno a prendere posto, anche perché sono moltissimi. Le prove tecniche le abbiamo fatte, quindi loro dovranno soltanto posizionarsi, e mentre lo fanno, voi avete sentito proprio all'inizio, lo diceva sia Stefano che la stessa Valdés, sono tantissimi coloro che hanno contribuito a questa 20ª edizione di Momenti di Folklore, e quindi permettetemi di ringraziare
tutti insieme non lo potremo fare, quindi cercheremo di farlo un po' a tranche, mentre loro prendono posizione, arrivano direttamente dalla Polonia, dalla terra del nostro caro Papa Wojtyla, ma mentre loro prendono posizione io volevo ringraziare alcuni dei nostri sponsor che hanno contribuito all'evento: i parrucchieri di Gianni Alessandro, MR Carrozzeria, Marmi e Graniti SRL, Domus System, Mondo Gomme Raimondo Mocci, Canelias Abbigliamento, da Baccheria Marinella Montis, Freddy Barber Shop, Cocco Giardini SRL, Officina Meccanica Nonnis Alberto, Sonedda e TD SRL, Legna da Ardere Schirru Gianni, Tabaccheria Pedizzi Andrea. Grazie ai nostri sponsor. E allora, come già accennato, vi dicevo, loro arrivano direttamente dalla Polonia. Spero di non pronunciar male, perché adesso chissà cosa potrebbe accadere. Ho cercato la pronuncia, quindi spero possa andare bene. L'Ensemble Cicimanie? Yeah, guarda, se la ridono. Cecignanie. Bravo. Ok. Thank you. Allora, esattamente, anche quest'anno è un festeggiamento per tutti, perché anche loro quest'anno festeggiano un quarto di secolo. E allora, pensate che loro sono un autorevole ambasciatore della tradizione culturale della musica popolare della Polonia. È un gruppo che rappresenta la regione della Pomerania occidentale ed è testimonial onorario della storica città di Stettino. Loro sono tantissimi, è un ensemble composta da veramente moltissimi elementi. Presenta questo impressionante numero di artisti, tra cui bambini e ragazzi, studenti universitari e adulti. I cantanti possono essere musicisti, ci sono moltissimi orchestrali e ballerini. Logicamente non li avremmo mai potuti portare tutti insieme. Gli strumenti tipici della tradizione della musica polacca, come il violino e la fisarmonica, che ascolteremo questa sera, sono frequentemente protagonisti delle loro arie folcloristiche, come intense e soprattutto, possiamo dire, sentimentali, quindi ci sentiremo coinvolti da loro. Pensate che il gruppo tutt'oggi opera sotto la supervisione dell'UNESCO. Questa grande formazione dell'est europeo si presenta con entusiasmo in Sardegna e ci vuole far scoprire la loro lunga storia. E allora, il giusto calore per loro, per la Polonia!
Sąsiedocie na Kodzową, na okienko na Pukową. Sąsiedocie na Kodzową, na okienko na Pukową. Nie tak na okienko jak na drzwi. Słońce moją najmilejsza, otwórz mi. Nie tak na okienko jak na drzwi. Słońce moją najmilejsza, otwórz mi. Otworzyła, na Jasinka zawołała. Ona wysła otworzyła, na Jasinka zawołała. Ten ci jest mój miły młodzieniec, co mi wziął mój zielony wieniec. Ten ci jest mój miły młodzieniec, co mi wziął mój zielony wieniec.
wrzuciłaś go do Dunaja. Ją ci nie wziął, samaś dała, wrzuciłaś go do Dunaja. Z Dunaja popłynął na morze. Któż się teraz moja miła wspomoże? Z Dunaja popłynął na morze. Któż się teraz moja miła wspomoże? Nie wspomoże mnie i kinsy, ino ty nie osieknaj milsy. Nie wspomoże mnie i kinsy, ino ty nie osieknaj milsy. Coś mi obiecywał są domy, za ten mój wionecek zielony. Coś mi obiecywał są domy, za ten mój wionecek zielony.
Jest tam dziwce szwarne, co Wałocka corne, ale mi ją nie chcą dać. Jest tam dziwce szwarne, co Wałocka corne, ale mi ją nie chcą dać. Dawałem im świnie i pieniędzy skrzynie, ale mi ją nie chcą dać. Hej, dadzą, jeszcze odprowadzą, ale trzeba trucować. Hej, dadzą, jeszcze odprowadzą, ale trzeba trucować. Jawor, syrokiego liścia, syniłyby się, ale nie wąsęścia, syniłyby się, duco moja, hej, ale nie wąsęścia, syniłyby się, duco moja, hej, ale nie wąsęścia.
E il nostro saluto va all'ensemble polacca, la Polonia! Thank you! Complimenti a tutti loro, giovanissimi, bellissimi e bravissimi. Grazie alla Polonia per averci raccontato la loro cultura, la loro storia, i loro costumi, la loro arte. Thank you. Thank you so much. E loro arrivavano direttamente dalla Polonia. E allora, dalla Polonia noi adesso ritorniamo in Sardegna. Abbiamo detto che avremmo fatto questo viaggio, l'avremmo fatto un po' attraverso le diverse regioni della Sardegna. E adesso andiamo direttamente al sud. Parleremo anche del nord, ma adesso andiamo proprio nel sud, nel Sulcis, perché vogliamo raccontarvi, narrarvi quelle che sono le tradizioni, i canti, i balli di Serbariu. Serbariu, una piccola realtà, una piccola frazione di Carbonia. Io chiedevo proprio al nostro gruppo che si esibirà questa sera, è una piccolissima realtà composta da circa 2000 abitanti e nonostante tutto loro continuano a conservare le tradizioni, la cultura e il ballo del proprio paese, anche perché poi se un po' molti di voi conoscono la storia di Serbariu e di Carbonia, ricorderete bene che nei primi anni 20, precisamente forse alla fine degli anni 20, quando Mussolini decise che Carbonia doveva diventare una città, Serbariu alla fine divenne una piccola frazione. Quindi i veri sardi che abitavano proprio quelle terre erano gli abitanti di Serbariu. E allora l'associazione Santa Giuliana di Serbariu, che io invito... Ah, ecco, loro sono quasi pronti ad entrare. Volete? Prego, prego. Loro, facciamo un applauso, si stanno sistemando. È un gruppo che ha una lunga storia, perché la loro storia comincia nel 1983, poi nel 1997 diventano proprio un'associazione culturale Santa Giuliana. E grazie alle manifestazioni, al loro folklore, hanno portato le loro tradizioni, i loro costumi che potrebbero raccontare. Ci sarebbe da raccontare tanto, ma dobbiamo essere un po' brevi. Vi posso assicurare che dietro ai loro costumi c'è tanta ricerca. Quelli che vediamo questa sera sono proprio i costumi di Serbariu per quanto riguarda le feste, i balli. Tanto non sarebbe stato possibile, da quel che mi raccontavate dietro le quinte, poter indossare i costumi tipici della giornata, anche perché le donne avevano dei tacchetti che erano in legno, che sono improponibili da poter utilizzare per ballare. Ma siete bellissimi così, vestiti a festa. E allora insieme al loro presidente Massimo Sulas, il gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu.
direttamente, prego, posso? Direttamente da Serbariu, il gruppo folk Santa Giuliana. Gruppo folk Santa Giuliana, Serbariu. E il nostro applauso va anche al grande maestro Efisio Puddu all'organetto, si è esibito per noi questa sera, grazie. Che poi arriva da Quartu? Sì, anche le mie origini provengo anche da Quartu, ma sono cerecina, sono salargina. Grazie, Efisio Puddu. Allora, andiamo avanti, siamo scesi un po' giù nel sud della Sardegna, abbiamo raccontato insomma le origini di ciascuno di noi, ma di tutti non sarebbe impossibile farlo, ma a questo punto ritorniamo in giro per il mondo e andiamo direttamente nella Macedonia del Nord. Anche loro sono un ensemble composto da tantissimi elementi e proprio quest'anno anche loro hanno da festeggiare perché compiono esattamente 30 anni. La loro storia è una storia avventurosa e gloriosa. Pensate che il sogno e la grande ambizione di coltivare un ricco terreno artistico sonoro è quello di far conoscere a tutto il mondo chi sono. Per loro è diventata una sfida così importante e così una solida realtà che sono, è vero sì 500 persone, ma pensate che coinvolgono persone che vanno dall'età dai 7 ai 33 anni. Vuol dire che vengono coinvolte anche ragazzi giovanissimi, quindi loro sono veramente molto giovani e questo si può notare. Allora, i ballerini accompagnano con passi sapienti le arie di oltre 25 coreografie delle varie regioni macedoni. L'Ensemble Skopje ha preso parte a numerose rassegne e festival e conseguito numerosi successi. Ha vinto ad esempio in Croazia, in Ucraina e vanta due primi posti proprio in Italia, a Napoli e Agrigento. Inoltre hanno collezionato diversi terzi posti tra le rassegne folcloristiche di Turchia, Polonia, Albania. Il gruppo macedone ha partecipato a diversi festival in Francia, Portogallo, Olanda e Bulgaria. E allora, io non voglio perdere altro tempo, vi lascio alla loro arte, alla loro cultura, al loro ballo e alle loro tradizioni, l'Ensemble Skopje dalla Macedonia del Nord.
E allora salutiamo ancora con un grande applauso la Macedonia del Nord. L'Assemblea Skopje. Thank you. Sono giovanissimi, ancora complimenti a tutti voi. E naturalmente ricordiamo e vogliamo rinnovare l'appuntamento anche domani a Elmas, dove si riesibiranno. Ma adesso, come promesso, ritorniamo in Sardegna, però andiamo al nord e andiamo direttamente a Usini, un paese a me molto caro. Adesso lasciamo scendere pure i ragazzi della Macedonia e accogliamo loro, il gruppo di Usini, il gruppo di San Giorgio, che prende il nome proprio dalla chiesa campestre di San Giorgio di Olastretto, che è proprio situata nelle campagne usinesi. Io sono molto legata a loro perché uno dei primi eventi, festival internazionali del folklore che ho presentato è stato proprio con loro. L'amicizia, grazie alla tradizione, all'arte, alla cultura, diventa un legame indissolubile. E allora io col cuore inviterei qui con noi e con un grande applauso il gruppo folk San Giorgio di Usini. Io ho detto col cuore, ma loro sono conosciuti per una grande manifestazione che si chiama Amanudenta, che quest'anno oltretutto giunge alla sua 27esima edizione. Sì, loro si stanno preparando da tempo, ma dal 5 agosto in giro, soprattutto per il nord, girerete un po' nord, un po' in giro per tutta la Sardegna, questa grande manifestazione organizzata proprio dal gruppo di Usini. Vieni Gavino, vieni che abbiamo un microfono. Valerio, abbiamo un microfono, ti posso chiedere un microfono? Ecco qua, sì, Gavino Piras, sì. Presidente. Buonasera a tutti. Oh, è la prima volta che una presentatrice mi fa parlare prima di aver ballato, perché solitamente senza fiato, tutto quanto... Hai visto? Ma questo professionale è anche l'amicizia che ci lega. Ho un bellissimo ricordo dei vostri eventi e la cosa più bella, comunque, la devo dire, che ovunque si vada, che sia al nord, al sud, al centro della Sardegna, noi sardi sappiamo valorizzare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Giusto, Gavino? Beh, noi ci proviamo da un po' di anni. Senti, ma prima di andare avanti poi ti faccio dire, ma giusto così perché poi voglio dare un feedback alla Proloco, com'erano i Malloredusu? Alla Campidanese? Le Campidanese, erano buoni. Allora, banda alle ciance, voi dal 5 al 16 sarete impegnatissimi con Manudenta, oltretutto subito prima di Ferragosto siete a Ossi per la giornata più importante? Sì, la serata di gala sarà fatta a Ossi il 16 di agosto. Sì. Proprio quella è la data fondamentale. Quella più importante. Poi faremo un tour per tutta l'isola, nella vostra zona, per dire, al sud toccheremo Iglesias quest'anno. E invece qua a Villa Sorra è la prima volta che vi esibite? La prima volta, infatti colgo l'occasione per ringraziare Stefano e il gruppo di San Biagio per questa bellissima occasione. Non è mai facile per un gruppo di Logudoro, per le spese, per tutto quello che c'è per venire qua giù. Però siamo orgogliosi di portare il nostro spirito di ballo, lo chiamo, e allo stesso tempo di condividere il folklore di questa bellissima zona che anche per noi è sempre difficile accederci. Ecco. Eccolo qua Stefano che è qua. Allora, Gavino, vi lasciamo il palco, vi esibirete, farete due balli. Due balli, sì. Allora, uno è Balludundu a Susinesa, quindi vedremo proprio il vostro, sì. E l'altro un ballo a passo. Va bene. Grazie. Allora, gruppo folk San Giorgio, Usini.
Gruppo Folk San Giorgio, Usini. Loro presidente Gavino Piras, ringraziamo all'organetto il giovanissimo Antonio Cubeddu, figlio del grande Giuseppe Cubeddu, conosciuto in tutta la Sardegna, anche se a dire il vero non sappiamo ancora. Qualcuno dice che fu Antonio a rubare a papà l'organetto, perché dicono: ma tu da quanti anni è che suoni l'organetto? Perché lui è giovanissimo, non ha neanche 30 anni, 26, 27 anni. E gli ho detto: Antonio, ma da quant'è che suoni l'organetto? E lui ha detto: vabbè, dai, diciamo, sì, è vero, avevo 1 o 2 anni, insomma, è bravissimo. Facciamo un grande applauso anche a Antonio. Direttamente da Ossi. E rinnoviamo, mi raccomando, l'appuntamento al Nord Sardegna con il gruppo Folk San Giorgio di Usini. Se magari doveste andare al nord per fare le ferie, non perdetevi i loro appuntamenti, seguiteli, anche perché loro sono molto social, in tutte le loro pagine, perché a Manu Denta è una manifestazione bellissima. Come si fanno al sud, si fanno anche al nord. E noi li salutiamo con un grande applauso. Usini, gruppo Folk Usini. Grazie Antonio. E allora, mentre si preparano i prossimi 2 artisti di questa serata, che vi posso assicurare potremo raccontare di loro 20 anni di storia, perché anche loro quest'anno compiono 20 anni, un duo fantastico che ha permesso alla cultura, alla tradizione della Sardegna essere conosciuta in tutti i continenti, tranne uno, ma lo sveleremo dopo, perché gli ho chiesto: ragazzi, ma voi siete stati dappertutto, ma dov'è che non siete stati? In Oceania ancora non ci hanno chiamato. Vabbè, riusciremo a portarli anche lì. Poi leggevo di loro, allora devo leggere qualche sponsor, ma la mia curiosità è tanta, perché leggevo di loro, cioè vengono definiti degli anarchici della musica tradizionale della cultura sarda. Loro con i loro strumenti sanno stravolgere la nostra musica, quindi potete capire la curiosità di sentirli. Io ho avuto occasione alla Cavalcata Sarda, se non erro, qualche anno fa, ma vi posso assicurare che sembravano 2 bravissimi artisti di strada che suonavano così in giro per le strade di Sassari. Sono artisti, sono 2 artisti giovani che arrivano da 2 paesi differenti, perché Vanni Masala, il grande Vanni Masala, arriva da Oristano, suona un organetto diatonico, ma lo suona, vi posso assicurare, a modo suo. E poi è sconvolgente il modo in cui le Launeddas di Andrea Pisu, originario di Villa Puzzu, vengono suonate. Insomma, quello che stiamo per andare a ascoltare io non saprei come definirlo. Sicuramente arte pura. Pensate che esattamente nel 2015, quindi 10 anni fa, per un premio da loro ricevuto, uno dei premi più importanti che si possano ricevere in Sardegna, alla memoria di Maria Carta, vorrei leggervi la motivazione con cui loro ricevono il premio. A 2 riconosciuti maestri, apprezzati per le loro capacità virtuosistiche e la piena padronanza del repertorio tradizionale, che riescono a elaborare e fondere con altre sonorità, sviluppando una musica indipendente da qualsiasi categoria di genere. Insomma, vi abbiamo detto tutto. Grazie. Andrea Pisu, Vanni Masala, loro sono i Fanta Folk.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti. Grazie. Fanta Folk, Vanni Masala, Andrea Pisu, tra gli artisti più conosciuti in tutto il mondo, portano la nostra tradizione, la nostra arte, la nostra cultura a modo loro, ma lo fanno in maniera eccelsa. Grazie. Fanta Folk. Grazie ragazzi. Noi rinnoviamo l'appuntamento a domani con voi, con il gruppo Folk Sumasu ad Elmas, perché dobbiamo festeggiare 50 anni del gruppo, 32 anni di edizione, di Festival Internazionale del Folklore, insomma noi ci siamo, quindi mi raccomando non mancate neanche voi. Grazie mille. Dove va? C'è qualcosa? Ah, una multa. Ecco, Stefano omaggia. Perché a lui dolcetti, a Vanil, vabbè. È più adeguato. È più adeguato così. Fanta Folk, grazie mille. E ancora, ok, ci siamo. Allora, mentre preparano il palco per l'ultimo gruppo che si esibirà questa sera, andremo proprio in Slovacchia, io ne approfitto ancora un po', cercherò di dire ancora qualche altro sponsor che dobbiamo ringraziare. Se non dovessimo riuscire a ringraziarli tutti, credetemi, la cosa migliore che possiamo fare adesso è un applauso grandissimo a tutti i concittadini, perché chi ringraziamo adesso sono molti concittadini, molte attività proprio di Vilassor e non solo che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Pizzeria da Pierlu, Farmametr, Parafarmacia Maria Inticu, Officina Meccanica Azzori Fabiano. Mentre loro salgono io posso continuare, Stefano, sì? Allora, Global Vending, Iossa Giuseppe, Farmacia Sant'Isidoro, Alimentari di Filomena, Edicola Ricevitoria Tabacchi di Spiga Monica, Autocarrozzeria Scalas, Fasci Off, Nais di Martina Sciola, Antonella Fausto, Pollerie Diana, Centro Estetico Sabris, Avvocato Stefano Casti, Consorzio Agrario di Sardegna, Parrucchiera Corda Elisabetta, Gusto e Fantasia, Cristina Pistis, Azienda Agricola Serra Innocenzo, Cooperativa Agricola Ortofrutticola Vilassor, Gruppo Collu SRL, ve l'ho detto sono veramente tantissimi. Frongia Legnami, Formel, FMC Materiale Edile, Parrucchiera Podda Marcello, SD Futura 2000, Officina Meccanica in La Brugola, Geometra Jasmine Vecellio, sì, macelleria, mi dovete scusare, ma anche io ho i miei 47 anni e ogni tanto mi dimentico che sono diventata presbite. Sono scritti così e li devo mettere così, perdonatemi. No, perché sono scritti veramente in piccolo. Prossima volta mi porto gli occhiali, va bene? No, perché il carattere per poter leggere questo nella scaletta, scusate. Allora, scusami Stefano, lo dovevo dire, l'hai scritto troppo in piccolo. Non ce li ho 20 anni. Allora, loro sono pronti? Sono pronti? Stanno ancora mettendo a posto? Allora io ne approfitto, vado avanti. Allora, Podda Mangimi, Synergy Figus Elettronica, Primitiva di Agricola Pistis, Team PowerTech, AP Copy, Centro Stampe Digitali, Agenzie Funebri Angeli, Alimentari Frutta e Verdura, Betty Osvaldo, Cartolibreria Arcobaleno, Asia Flora, Diego Sedda, che poi molti sono anche persone che singolarmente hanno contribuito, giusto Stefano? Birra e Sorrisi, Azienda Vinicola Lasio, Pasticceria Pastificio, Antica Bontà, Acqua Federica, che è quella che è servita più di tutti quest'oggi, Azienda Ortofrutticola Sole di Sardegna, Produzione Artigianale, Panificio Caboni, Agenzia Funebre Pisano Alberto, Pinna Grondaie, Macelleria Sonedda Salvatore, Caboni Fratelli SRL, Paniturismo Nicola Pani, Farmacia Mambrini e ancora Iaxe Matta SRL, To Smile, Electro Center di Argiola Pierpaolo, Pasticceria Virdis, Avis, e poi ci sono tantissime macellerie qua a Vilassor, se sono tutte di Vilassor, perché Macelleria Sonedda Giuseppe, sì. Macelleria
Marcias Giorgio, tutte qua. Macellerie Cerina Cesare. Allora, panifici Montis Mauro e Stefano, panifici Caboni Valentina, panifici Porta Gianfranco, panificio anche Pinna Massimiliano. Siete un po' come noi Selargius, macellerie panifici non mancano mai. Signore Melis Teresa e Anna Rita Pillittu, che hanno contribuito personalmente all'evento, e poi anche l'ingegnere Carlo Piras. Nel frattempo loro hanno preso posizione, ci sono tutti. Io posso presentarli? Forse nel frattempo però scopriamo chi sono, anche perché sono l'ultimo gruppo, ultimo ma non ultimo di importanza. Allora, loro arrivano dalla città della slovacca di Vranov, nella parte più orientale proprio della Slovacchia. È un gruppo che è una fusione, possiamo dire, se così la possiamo definire, dei migliori organici artistici, che sono numerosissime associazioni e gruppi della regione. Quindi quello che noi vedremo oggi è proprio il meglio del meglio che si può vedere dei talenti slovacchi. I membri sono circa una cinquantina e vanno dall'età dai 15 anni ai 65. Qua sono un po' più come noi, salgono anche un po' più d'età. La formazione è inoltre una sezione artistica interamente al femminile, con un gruppo vocale, le danzatrici. Infatti loro concluderanno proprio con un canto. La formazione slovacca ha 3 componenti: danza, canto e musica. Sono stati invitati in numerosissime trasmissioni televisive dei emittenti dei paesi proprio di tutta Europa. Loro si esibiscono un po' in giro per tutto il mondo. Stanno terminando di prepararsi, ma penso che siano molti elementi del gruppo. Valerio, dammi tu un segno quando siamo pronti. Sì, siamo quasi. Allora, Stefano, nel frattempo vieni, ne approfitto, anche se non abbiamo il microfono. Ce l'abbiamo? Ok. Così facciamo adesso, cerchiamo un po' di ricordare le cose più importanti. Insomma, abbiamo ringraziato l'amministrazione comunale, c'è stata con noi l'assessora Valdés in rappresentanza proprio del primo cittadino e di tutta l'amministrazione. Abbiamo ringraziato la Proloco, la Regione Autonoma della Sardegna e ancora chi possiamo ringraziare come importanza per il contributo dato? Abbiamo ringraziato gli sponsor, tutti gli perché sponsor ci danno una grande mano, perché le spese sono sempre tante, ma non solo finanziariamente, ma ci hanno dato anche prodotti, ci hanno dato tanta cosa. Ecco. Quello che serve a noi, per poi noi dobbiamo offrire ai gruppi la cena, perciò ci serve qualche cosa per potergli dare da mangiare. Allora, non abbiamo nominato però per quanto riguarda le forze dell'ordine. Vogliamo ricordare la protezione civile? Protezione civile, i Falchi, che ne faccio parte anch'io e sono venuti numerosi qui a dare una mano, assistere anche allo spettacolo. L'associazione di volontariato La Fenice. La Fenice che ci supporta sempre, sono lì in quell'angolo nascosti, però ci sono sempre. E poi ancora la compagnia Barracellare di Villassor. Il comando della polizia locale di Villassor. Assolutamente sì, perché ci ha supportato per tutta la documentazione, perché non è semplice, per poter fare certo. lo spettacolo bisogna fare tanta di quella carta, purtroppo, però bisogna farla. E poi il comando della stazione dei Carabinieri. Sì. Ricordiamo il saluto che va da parte del primo cittadino Massimo Pinna e di tutta l'amministrazione. E ancora l'assessore, volete ringraziare, giusto? Sono doverosi i ringraziamenti alla cultura Francesca Zorco. Anche lei oggi era impegnata altrove, perciò non è potuta presenziare. E allora, se loro sono pronti, are you ready? Ok, it's ok. E allora, stiamo per concludere questa serata con loro, poi ci saranno i saluti finali, anche perché dovremo rinnovare l'appuntamento a un prossimo anno. Sì, assolutamente. Si spera di farcela. Assolutamente sì. E allora vi lascio in compagnia dell'Ensemble della Slovacchia, il gruppo folcloristico Orgonina.
taká pravda, ceši, že len náš kraj na Švece u všetkým bol perší. Viva Sardénia, viva Slovakia! A naše dívky, Vera i nevesty, vypatrali jak anděli nebeský. Kačej mi boky šumne natrasali, jak pávy s kostami valalom krančali. Opliecko i lajby, krásne vyšivané a pod ním len krajšie divocké dýchanie. Na spodku podolok najväčšiu mal cenu. Chlopoj bolo ulapiť, keď mal vlastnú ženu. musicisti, ora suonate per me. Non c'è niente di meglio al mondo che per una giovane sposa. Suonate!
Ensemble Skupli, Slovacchia. Perché la musica è il vero linguaggio universale, unisce i cuori e la gente. Slovacchia. E allora, Stefano Pondighe con me, presidente, mentre la Slovacchia ci saluta. Noi vogliamo salutare tutti voi, eccolo qua, presidente del gruppo folcloristico San Biagio. Ricordiamo quest'anno 20 anni di momenti di folklore. Abbiamo terminato con una delle nostre canzoni, un momento veramente toccante. Ha toccato i nostri cuori. Stefano, vogliamo rinnovare l'appuntamento per il prossimo anno? Speriamo di aver ringraziato tutti. Se così non fosse ci scusiamo, ma grazie a tutti, ma soprattutto grazie al pubblico che c'è ancora qua. Grazie Villasor. Un applauso a voi. Grazie per essere rimasti con noi. Noi ci vediamo domani, È Sumasu che sollecitano. L'appuntamento è domani ad Elmas. A Elmas con Sumasu, 50 anni di storia di gruppo da raccontare. È 32esima edizione del Festival Internazionale del Folklore. Un pensiero anche per te. Io vi ringrazio, grazie mille. Grazie, posso darvi un bacio? Grazie mille. Grazie mille Stefano, grazie a tutti voi, al gruppo. È stato bellissimo essere qui con voi questa sera a Villasor. Abbiamo attraversato le musiche e le tradizioni di tutto il mondo e io mi auguro che i vostri progetti e tutti gli sforzi che voi state facendo per far sì che anche i più giovani di Villasor possano coltivare la tradizione, la cultura del vostro paese, riescano a recepire veramente il messaggio che voi mandate con tanti sforzi ogni anno, soprattutto organizzando questo grande evento. Io invito tutti quanti, a tutti coloro che vogliono far parte del gruppo. L'associazione è sempre aperta a tutti, perciò possono in qualsiasi momento venire a trovarci e far parte del gruppo, darci una mano. Allora, ultimi ma non ultimi, coloro che lavorano dietro le quinte, chi sono? È sempre il service. Il service, Germano e tutto il suo staff, tutti i ragazzi, Valerio, poi non so chi abbia contribuito, grazie. Riccardo. Grazie. Siete stati bravissimi, grazie a voi, anche perché chi lavora dietro le quinte sono sempre le persone che insomma si vedono meno ma fanno un lavoro più faticoso. E sono gli ultimi che terminano, i primi iniziano, gli ultimi che terminano. Grazie ancora, grazie a tutti, buonanotte Villasor! Buonanotte!